l'influenza Perotti, appunto, preside dell'istituto comprensivo di Ponzano Veneto. Sta arrivando, si presume che arrivi o arriverà questa famosa sindrome influenzale. Che cosa sta facendo effettivamente l'istituto e quali sono le scelte, i consigli appunto alle famiglie per quanto riguarda questa cosa? Ecco, in effetti l'influenza è già arrivata, abbiamo diversi alunni ammalati e anche insegnanti nella norma, diciamo. Sembra che il picco endemico relativo all'influenza di cui stiamo parlando arrivi tra il 12 di dicembre, raggiunga proprio il tetto massimo sotto Natale e si esaurisca entro la seconda metà di gennaio. Quali sono i consigli? I consigli sono quelli di stare a casa, se si è insegnanti, di stare a casa o di tenere a casa i figli ai primi sintomi, cioè con febbre piuttosto alta, 37,5, 38 eccetera. Tenere a casa il bambino o essere a casa come adulto, chiamare il medico e seguire i consigli del medico. Rientrare a scuola o nei gruppi o al lavoro quando si è guariti, quando il medico consiglia che è opportuno rientrare al lavoro. Per quanto riguarda la riammissione a scuola non ci sono problemi perché funziona come sempre. Dopo 5 giorni di assenza si viene a scuola con il certificato medico, quindi non cambia assolutamente niente, non ci sono particolari certificati da acquisire. Per quanto riguarda le precauzioni, sono le precauzioni che si raccomandano sempre, riguardano l'igiene personale in relazione alla salvaguardia della propria e dell'altrui salute. Pertanto, se si tossisce o si ha il raffreddore, ad esempio, i fazzoletti vanno buttati immediatamente nel cestino. Si cerca di coprirsi sempre la bocca nel caso di tosse o di starnuti, non con la mano ma con gomito, facendo questo movimento, perché la mano poi può essere data ad altre persone, può toccare oggetti di altri, insomma è un veicolo di trasmissione. Per quanto riguarda poi il cibo, ecco, non bere nei bicchieri già usati da altri, non ingerire cibi già mossicati da altre persone. Mossicato è un brutto termine, ma insomma no, in questo momento non me ne viene un altro. Non usare forchette di altri o mangiare nei piatti di altri. Essere attenti insomma ad un'igiene personale seguendo quelle abitudini che sono utili in ogni circostanza, a salvaguardia della propria e dell'altrui salute. Questa è una formazione che ciascun cittadino dovrebbe avere in qualsiasi momento, non solo quando ci sono dei momenti, diciamo, di preoccupazione. Il Ministero della Pubblica Istruzione, in collaborazione con il Ministero della Salute, ha emanato delle raccomandazioni e ha emanato anche dei volantini che noi abbiamo distribuito in tutti i plessi, in tutte le classi, per quanto riguarda gli atteggiamenti da tenere in caso di tosse, di starnuto, di raffreddore e quant'altro. E poi nei bagni sono state posizionate tutte le istruzioni per lavarsi bene le mani, quindi gli insegnanti hanno o stanno facendo, perché in questi giorni ci stiamo attivando, stanno facendo opera educativa sui ragazzi per renderli informati in modo che possano essere anche formati, cioè che acquisiscano i comportamenti corretti. Il resto spetta alle famiglie. Siamo stati chiamati ad un incontro con il responsabile della ASL 9 di Treviso, abbiamo ricevuto delle informazioni dal punto di vista scientifico e medico e poi ci stiamo regolando in questo modo. La cautela che si consiglia è quella che si consiglia in qualsiasi altra circostanza, insomma, in casi di influenza nel periodo invernale è molto diffuso il raffreddore, la febbre, insomma periodi come questi facilitano anche.